giornata a tutti, ben ritrovati in questo mercoledì, una nuova edizione di Focus TG, benvenuti a tutti. Allora, tanta cronaca anche oggi dai nostri territori, torneremo a parlare dello scontro con le forze dell'ordine dei centri sociali a Vicenza e di tutte le conseguenze politiche che ne sono derivate, ma andremo più tardi anche a Rosà e Cassola, dove un ristoratore si è visto nuovamente finire nell'obiettivo di attentatori incendiari di cui ancora non si conosce l'identità. Torneremo a parlare di Fleximan e naturalmente torneremo a parlare anche di autonomia, che ieri ha avuto il primo sì al Senato, che sta facendo discutere tutta Italia naturalmente. Allora, prima di andare alla cronaca, vedo collegata in diretta da Vicenza la nostra Luisa Bertini. Vediamo se è pronta insieme a Simone Squarcina per tornare sulla bufera che ha investito il centro sociale cittadino. Ieri abbiamo dato ampio risalto al fatto che le forze di centrodestra chiedono al comune di togliere gli spazi concessi ai centri sociali e c'è stato un consiglio comunale a dir poco infuocato su questo tema, in cui senza dubbio ha risposto alle posizioni del comune il sindaco Giacomo Possamai, che vedo ospite di Luisa. A te la linea, buongiorno Luisa. Lina. Sì, buongiorno a voi. Come anticipavi, siamo insieme al sindaco Giacomo Possamai, che ci illumina su quello che è stato ieri un consiglio comunale infuocato, tema ovviamente bocciodromo, alla luce degli scontri che ci sono stati sabato. Il centrodestra chiede la revoca degli spazi comunali, cosa si risponde? Buongiorno a tutte e a tutti. È stato un consiglio comunale, non direi infuocato, sicuramente intenso, ma è stato comunque un dibattito molto civile, anche perché c'è un punto sul quale siamo tutti d'accordo, l'abbiamo proposto noi con un ordine del giorno, ed è verificare, e lo possono fare chiaramente gli uffici del comune, l'avvocatura, l'ufficio del patrimonio, se ci sono gli estremi per la revoca, nel senso se c'è, diciamo così, un legame che possa giustificare la revoca della concessione. Su questo nelle prossime settimane, ma penso anche nei prossimi giorni, arriverà un parere, perché solo in quel caso chiaramente si può revocare. Stiamo parlando, lo ricordo, di un bando fatto dall'amministrazione Rucco nel 2020 che ha visto l'affidamento di quello spazio a 4 associazioni. Queste 4 associazioni non sono in realtà il bocciodromo e quindi è tutto da valutare, è tutto da vedere. Ecco, siete preoccupati dell'evolversi della situazione anche in vista dei cantieri della TAV? È chiaro che noi vogliamo che sia data la massima attenzione alla sicurezza della città, che i cantieri della TAV chiaramente sono un elemento di attenzione e quindi bisognerà vedere bene che cosa capita nei prossimi anni. Anche per questo abbiamo chiesto ieri con un ordine del giorno in Consiglio Comunale che sia riempita la pianta organica della Polizia di Stato, che da tanti anni a Vicenza manca di tanti agenti, e l'obiettivo vero sarebbe portare la questura di Vicenza in prima fascia, perché oggi è in seconda fascia e onestamente per il tipo di territorio, per il numero di abitanti, si meriterebbe sicuramente di stare in prima fascia. Il primo punto è non soltanto per l'ordine pubblico, quindi non soltanto per la TAV o per fatti come quelli di sabato, ma in generale Vicenza ha una storica carenza della presenza delle forze dell'ordine, ce ne sono troppo poche e ne abbiamo bisogno. Ecco, arriveranno anche militari di Strade Sicure a breve? Sì, ancora in autunno avevamo incontrato il ministro Piantedosi chiedendo che il governo guardasse a Vicenza e anche a Vicenza mandasse un contingente di Strade Sicure. C'è stato questo annuncio nei giorni scorsi, anche se non c'è ancora niente di formalizzato, per cui dovrebbero arrivare 15 militari di Strade Sicure. Dovrebbero stare chiaramente nella zona di Campomarzo e della stazione dei treni, così accadrà un po' in tutta Italia. I contingenti di Strade Sicure andranno nelle aree di stazione e quindi chiaramente questo per noi è molto importante, perché al di là della presenza dei militari, ma la presenza dei militari consente alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Locale di sapere che Campomarzo è presidiato e quindi magari di essere impiegati in altre zone nei quartieri della città. Ecco, un passaggio velocissimo, cambiando argomento, sull'autonomia, primo sì in Senato. Ho visto, devo dire che ci aspettavamo molto altro nei mesi scorsi rispetto all'autonomia. La sensazione è che al momento sia un'impostazione abbastanza pasticciata. Vediamo come evolverà. Io sono sempre stato fortemente autonomista, lo sapete, perché tante volte con voi di Rete Veneta abbiamo avuto occasione di
discuterne. Ecco, l'autonomia non è solo quella regionale, è anche quella degli enti locali. Oggi da sindaco lo vedo ancora di più, i comuni si ritrovano a fare tantissime attività senza i soldi e di fatto senza le competenze, per cui spero che sia l'occasione, tutti i vari passaggi che ci saranno in Parlamento, per fare una valutazione sì sull'autonomia regionale ma anche sull'autonomia dei comuni e degli enti locali. Ecco, io ringrazio il sindaco Possamai e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie Luisa, grazie al sindaco Possamai e buon lavoro naturalmente, grazie anche per la parte tecnica al nostro Simone Squarcina. Allora andiamo a risentire quella che è stata la reazione del centrodestra che ha chiesto la revoca degli spazi, servizio con cui la nostra redazione di Vicenza aveva appunto lanciato, tra virgolette, il consiglio comunale che poi si è svolto e di cui ci ha parlato il sindaco. Il corteo che deraglia, la violenza che esplode improvvisa, gli scontri con la polizia, le immagini degli antagonisti che con i volti travisati, caschi, petardi, bastoni tentano di forzare il blocco delle forze dell'ordine durante il corteo di sabato contro Israele diventano fronte di un'altra battaglia, questa volta politica. Il centrodestra nel consiglio comunale di questa sera a Palazzo Trissino presenta una mozione clamorosa. Via il centro sociale Bocciodromo dalla palazzina comunale che gli è stata data in concessione in via Rossi. Il sindaco può intervenire per revocare la concessione o dichiararne comunque la decadenza. Questo ai sensi degli articoli 11 e 14 della concessione, che dichiarano proprio questo, e quindi è una scelta politica sicuramente ma anche amministrativa, un atto dovuto rispetto a fatti violenti che hanno fatto fare a Vicenza una bruttissima figura a livello internazionale. La nostra visione è quella di revocare la concessione, perché è inammissibile che chi gestisce spazi pubblici pagati dai contribuenti passi il tempo ad organizzare manifestazioni sovversive e atti violenti. È indispensabile però non fermarsi alle parole, ma dare dei segnali precisi e concreti. Bisogna procedere quanto prima alla revoca della concessione, così come previsto espressamente nell'atto di concessione. Sabato si sono verificati tutti i requisiti previsti per poter procedere alla revoca. Quella che si sta aprendo a Vicenza è una nuova pagina di storia con i cantieri TAV che attraverseranno la città. Una sfida che i centri sociali hanno già lanciato, opponendosi all'alta velocità con l'occupazione di Ponte Alto l'8 luglio del 2023. Quel sabato estivo il traffico venne paralizzato in uno dei nodi cruciali della futura TAV. I fatti che sono accaduti sabato, chi pensa che siano fatti isolati e occasionali si sbaglia di grosso. Ricordiamo benissimo gli anni 2000, i cantieri TAV in Val di Susa, tutte le aggressioni che sono accadute. Ecco, questo è solo stato l'inizio di quello che sarà quando si avvieranno i cantieri TAV a Vicenza. C'è grande preoccupazione, è per questo che noi dobbiamo prevenire, quantomeno mettere il Comune nella condizione di non affidare degli spazi a questi soggetti che hanno già fatto capire quali sono i loro intenti. Pare che queste siano solo le prove generali di quello che potrà accadere nei confronti del passaggio della TAV in città, e sarà inammissibile se ci saranno manifestazioni di questo tipo, di questa natura ideologica, e ad organizzarle saranno dei personaggi che gestiscono lo spazio pubblico. Questo è inammissibile, punto. Queste dunque le voci, lo avete sentito, del centrodestra nel servizio realizzato ieri che annunciava appunto il Consiglio, e abbiamo sentito poi dalla voce del sindaco come è andata. Ma andiamo a sentire anche la posizione dei residenti del quartiere Ferrovieri. La zona va comunque, dicono, bonificata, visto il grave degrado sociale e ambientale. Il centrodestra chiede in Consiglio Comunale la revoca del permesso di usare lo spazio del Bocciodromo anche a seguito di quello che è successo. Lei cosa pensa? Stendo un cappotto pietoso, perché veramente hanno tutto quello che vogliono e ancora non va bene. Per me, dopo ognuno siamo di tante idee, quindi ognuno... Quindi va chiuso, insomma, va revocata? No, io non dico che deve essere chiuso, deve essere fatto in maniera tale che non ci siano cose al di fuori della legge. Gli hanno regalato il posto, gli hanno dato tutto e ancora so anch'io che ci sono tante cose che non vanno, però purtroppo mi spiace, ma... In questi casi qua bisogna revocare
tutto. Cosa pensi? Non so cosa serve, non lo conosco, quindi non posso dire se va bene o va male. Se per i centri sociali no, perché fanno altro che caos. I centri sociali sono utili perché appunto è un punto di incontro per le persone che hanno delle idee, che hanno una cultura e vogliono portare avanti un pensiero. Non so che cosa succede nel bocciodromo, non ho idea di come funzionano le cose lì, se ci sono questioni di ordine pubblico è un discorso. E bisogna che ognuno assuma le proprie responsabilità, io nel mio settore, tu nel tuo, cioè dobbiamo tutti quanti essere più onesti e più corretti. Quindi se dovessero pagare con la revoca anche dello spazio sarebbe anche una pena. Beh, là devono guardare loro, insomma. Sinceramente bisognerebbe riqualificarla quella zona. Non è mai stata riqualificata bene, perché non c'è solo quello il problema, è proprio tutta la via che non è neanche da poter camminare alla sera, perché ci sono state delle violenze, ci sono state delle liti, cioè è una zona non tranquilla, soprattutto serale. Su questo sono d'accordo, una riqualificazione andrebbe fatta, ma sai, è stato anche sempre un quartiere popolare questo, per cui una riqualificazione sarà ben difficile ottenerla se non c'è un cambio completo generazionale. Questo dunque è il quadro emerso in questi giorni dopo gli scontri violenti di Vicenza che vi abbiamo mostrato l'altro giorno in diretta davvero in tutta la loro crudezza. Adesso andiamo alla cronaca di queste ultime ore invece, vi diamo conto di un grosso incendio che si è sviluppato nella serata di ieri. Siamo a Castello di Godego, zona residenziale, tanto che il fuoco ha interessato delle case a schiera. È stato necessario evacuare 4 famiglie, fortunatamente nessuno si è fatto male e naturalmente il massiccio intervento dei pompieri ha fatto sì che le fiamme non si propagassero anche agli edifici intorno. Di certo si è avuta gran paura. C'era sul posto anche il sindaco Parisotto, allora che vedo già collegato in diretta con la nostra Edi Caliman sul posto con Nicoletta Rizzetto. Edi, buongiorno a te. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori. Siamo appunto a Castello di Godego in via Alberon con il sindaco di Castello di Godego. Sindaco, ieri sera un grosso incendio, lo vediamo alle nostre spalle, queste case che sostanzialmente distrutte, il tetto divelto dalle fiamme. Cos'è successo? Sì, purtroppo ieri sera verso le 7 è successo quello che nessuno si sarebbe mai aspettato, è scoppiato un incendio. Questa mattina ho parlato con il perito dei Vigili del Fuoco che stanno facendo le opportune indagini e stanno cercando di capire da dove è partito appunto l'incendio. Sembrerebbe da una problematica di una canna fumaria, adesso stanno capendo quale canna fumaria ha fatto sì che si scatenasse questo dramma. 4 abitazioni sono state messe, ripeto, fuori uso e quindi sì, c'ero qua io, c'era il vice sindaco Enrico Barichello, c'era l'assessore ai servizi sociali Michele Candiotto, che abbiamo cercato di dare sostegno immediato alle persone che hanno, ripeto, perso tutto e quindi abbiamo cercato di capire se avevano un alloggio per la sera stessa e già da questa mattina siamo ritornati qui per dare loro, insomma, per sapere se hanno bisogno di vestiti, se hanno bisogno di un piatto o qualcosa per andare avanti, ecco. Quante famiglie in queste case? Sì, sono 4 famiglie che sì, sono una decina di persone in tutto, perché una famiglia aveva anche degli ospiti che erano qui, una mamma, essendo che hanno origini del sud Italia, erano qui a trovare i propri figli e 10 persone sono state coinvolte dall'incendio. Vigili del fuoco li vediamo ancora in azione, cosa stanno eseguendo in questo momento? Sì, i vigili del fuoco già ieri sera erano qui una ventina, credo 20, veramente c'erano quelli di Castelfranco, di Treviso, di Bassano, di Cittadella, insomma hanno dato veramente un supporto importante per spegnere il fuoco e hanno passato qui la notte perché hanno monitorato che non ci fossero delle riprese dell'incendio e questa mattina sono state qui con il perito e stanno valutando anche la stabilità dello stabile stesso, insomma, perché il tetto è tutto andato perso, come si può vedere dalle immagini, e sta facendo le opportune valutazioni. Sindaco, la cosa più importante, nessun ferito. Sì, questo è una cosa veramente essenziale e fondamentale, tutte le persone stanno bene, ripeto, il morale era
ma c'era un clima di disperazione, insomma, morale sotto le scarpe, perché chiaramente qualcuno gli mancava qualche mese per finire di pagare il mutuo che aveva stipulato 20 anni fa, ormai sei arrivato, diciamo, al capolinea, no? E poi ti vedi che tutto svanisce in un batter d'occhio. Qualche altro componente aveva acquistato la casa da poco, quindi avevano instaurato un mutuo nuovo, avevano ritinteggiato, avevano messo i pannelli solari e c'erano tutte le condizioni di entusiasmo che hanno tutte le coppie e tutte le persone giovani che vanno ad abitare in una casa nuova, però purtroppo tutto è andato perso. Quale l'iter quindi adesso, come si procederà? Ha già sentito gli inquilini di queste case? Sì, ho sentito gli inquilini, perché tra l'altro più di qualcuno è stato qua questa mattina per cercare di rendersi maggiormente conto dell'entità dei danni e per cercare di recuperare qualcosa. È chiaro che fin tanto che non abbiamo avuto il benestare da parte dei Vigili del Fuoco, nessuno è potuto entrare. Dopodiché i Vigili del Fuoco ha detto sì, si può andare a verificare o andare a prendere, non so, dei cambi, dei vestiari per chi ha salvato qualcosa. Noi abbiamo messo a disposizione anche la protezione civile che sarà qui a dare una mano perché, per ripulire, per portare, non so, il materiale che non può rimanere qua. Abbiamo un magazzino che attualmente può essere utilizzato come base d'appoggio per queste persone che hanno perso tutto. E questa notte come l'hanno passata? Ha parlato con un signore, ha detto sono 30 ore che non dormo, e chiaramente hanno passato la notte completamente in bianco con il pensiero continuo che tutto è andato perduto. Vigili del Fuoco intervenuti prontamente, in quanto tempo sono state domate le fiamme? Ma credo un paio d'ore, però c'erano delle fiamme continue in determinate posizioni delle case che continuavano a ripristinarsi, no? Per cui ha lavorato 2 ore e mezza, 3, adesso quantificare non glielo so dire. Io sono andato via di qui alle 11 e mezza, quando insomma il grosso era passato. Per cui sì, dalle 7 alle 11 sono 3 ore e mezza, insomma, importanti, in cui hanno lavorato e domato le fiamme. Non ha aiutato la travatura di legno che noi vediamo già da qui? No, sicuramente no. Da quello che mi hanno detto, la travatura di legno, il tetto ventilato, e in più c'era un clima ieri sera un po' ventilato che favoriva l'incendio, il fatto che l'incendio si creasse, ecco. E quindi tutte queste componenti ha fatto sì che non si fermava il fuoco. Lina, da Castello di Godego questa è la situazione, proveremo a sentire qualche inquilino delle case, ovviamente vi daremo conto degli sviluppi nelle prossime edizioni dei telegiornali. 6 domande? No, assolutamente Edi, siete stati più che esaustivi, grazie per il lavoro che state facendo, grazie al sindaco Parisotto naturalmente per la disponibilità, come sempre. Ricordiamo che questi amministratori nel territorio hanno molto da fare, ma sanno quanto è importante informare le persone, i cittadini e i nostri telespettatori anche naturalmente su quello che succede. C'è stato un altro incendio a Santa Giustina in Colle, paura nella notte, sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme che hanno distrutto anche in questo caso, lo vedete, il tetto di un'abitazione, fuoco che è divampato sempre sulla copertura in legno, anche qui probabilmente a causa del surriscaldamento della canna fumaria, nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita. Chiaro che questi episodi piuttosto frequenti fanno giustamente riflettere sulle manutenzioni che vanno fatte periodicamente alle abitazioni, perché poi i danni, lo vediamo, sono davvero ingenti. Allora, ho fatto attendere fin troppo la nostra Ilaria Marchiori con Sandro Ponchio e a Mestre, perché si parla insieme alla Camera di Commercio di nuovi allarmi legati alle infiltrazioni mafiose purtroppo che possono interessare anche le nostre imprese e il nostro territorio. Ilaria, a te, eccoti qua con il Presidente della Camera di Commercio. Buongiorno. Sì, buongiorno a te Lina, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui all'M9 di Mestre, il Museo del Novecento, da dove proprio oggi inizia la 3 giorni per parlare di mafie in Veneto, presenza nell'economia e nell'ambiente. E appunto sarà una 3 giorni dedicata a 360 gradi con ospiti illustri proprio per parlare di quelle che sono le infiltrazioni mafiose nel nostro territorio, che sappiamo essersi trovate
trovato e soprattutto scontrato con questo fenomeno soprattutto negli ultimi anni. Infatti è presente anche il procuratore Cherchi che più volte ha segnalato questa problematica anche nella nostra regione e che rientra proprio questa 3 giorni nel protocollo legalità in Veneto, ambiente ed economia, quindi anche per questo è stato organizzato. I lavori sono stati aperti proprio come hai anticipato tu dal presidente della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, Massimo Zanon. Benvenuto Presidente. Allora una 3 giorni importante per discutere ma soprattutto anche per porre l'attenzione su un fenomeno che ahimè riguarda anche la nostra regione sempre di più. Non c'è dubbio, tra gli impegni che le Camere di Commercio hanno assunto a livello ministeriale nella conduzione dell'albo dei trasportatori di rifiuti, che in questo caso è l'albo ambientale, che diventa necessario a qualsiasi impresa anche piccola che deve trasferire da qualche lavoro di tipo edile piuttosto che di tipo idraulico anche un semplice pezzo da portare in discarica, lo deve fare non più caricando e mettendo su come si faceva una volta, ma seguendo quella che è una necessità di norma e tramite l'albo nazionale. Questa è l'incombenza su cui noi ci stiamo come Camera di Commercio del Veneto e Venezia nella capofila, cercando di far sempre di più conoscenza verso le singole imprese. Per quanto riguarda invece il macro tema, che è quello della mafia che in giro per l'Italia ha trovato un po' casa anche in Veneto, non c'è dubbio che da parte nostra abbiamo la possibilità di una collaborazione che nasce nelle Camere di Commercio proprio perché da un punto di vista della digitalizzazione sono quelle che hanno più dati possibili da poter dare insieme ad altri enti, soprattutto le forze dell'ordine, che da questo punto di vista hanno la conoscenza dove questo fenomeno in qualche modo ha attecchito più che in altri, però sembra di capire che come Veneto l'attenzione che dobbiamo fare sia come cittadini sia come imprese, in questo caso anche come la casa delle imprese che sono le Camere, non sia da rendere insignificante ma semmai sempre più attenta, sapendo che il nostro ruolo non è quello dell'indagine ma è quello in qualche modo di segnalare possibili anomalie che nascono anche guardando la composizione dei bilanci, la composizione delle società, la composizione di quelle che possono essere i punti di riferimento su cui le Camere si cimentano tutti gli anni. Detto questo, quindi l'attenzione di 3 giorni non è per creare allarme, ma è sicuramente per ricordare a tutti che neanche il Veneto da questo punto di vista deve abbassare l'attenzione. E anche Presidente per lanciare ancora una volta l'appello agli imprenditori qualora si trovassero a dover fronteggiare questo tipo di situazione, di denunciare e di non aver timore. Ma non c'è dubbio, una delle cose su cui le categorie in genere ma gli enti pubblici sono a disposizione è quando uno ha difficoltà che eviti di cadere in difficoltà maggiori ma che venga in qualche modo ascoltato dove ritiene più opportuno per cercare di trovare la soluzione prima che la situazione sia impossibilitata ad essere risolta, perché è chiaro che se c'è chi fa la malavita, una volta che uno entra in quel settore difficilmente può essere recuperato a quella che è un'impresa normale, in quella che è un'impresa che deve avere un futuro, e quindi vuol dire scegliere di trovare una strada completamente opposta a quella che le istituzioni vogliono, a quello che lo Stato civile vuole, quello che in qualche modo una società che vuole guardare al futuro deve avere. Grazie al Presidente Zanon, qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio, grazie al Presidente Zanon anche da parte nostra naturalmente, quindi guardia alta rispetto a questi fenomeni. Noi continuiamo con la cronaca perché chi monitora anche naturalmente la legalità nell'ambito economico è la Guardia di Finanza che per ogni festività effettua dei controlli sulla merce messa in vendita. A Belluno sono stati sequestrati 4.000 prodotti non sicuri relativi a San Valentino. Si tratta di un esercizio commerciale di Sedico con 4.000 prodotti, tra cui oltre 1.500 oggetti a tema carnevalesco di San Valentino non conformi agli standard di sicurezza. Il titolare, un cittadino cinese, è stato segnalato alla Camera di Commercio per la sanzione amministrativa. Il negozio aveva già allestito gran parte della merce con numerosi accessori e gadget a tema, ma appunto l'intervento delle fiamme gialle, le vedete in azione, ha fatto sì
che la merce non conforme sia stata ritirata e sequestrata. A Vicenza ora, perché un pensionato è finito sotto un treno in stazione ieri pomeriggio, è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Bortolo. La circolazione ferroviaria immediatamente sospesa è ripresa solo in tarda serata. Ha perso il braccio il pensionato di 83 anni che ieri sera è finito sotto un treno in stazione a Vicenza. L'incidente è avvenuto di fronte a centinaia di viaggiatori in attesa sui binari poco dopo le 16. Non è ancora stato chiarito se l'uomo residente a Marostica si sia mosso spaventato dalla motrice o abbia intenzionalmente attraversato i binari, ma in un attimo è finito sotto il convoglio. Immediato è scattato l'allarme e l'arrivo di pompieri, sanitari e forze dell'ordine. Interrotta immediatamente la circolazione del traffico ferroviario, ripresa regolarmente solo in tarda serata. Il pensionato, una volta giunto al San Bortolo in codice rosso, è stato immediatamente operato. Ha subito un trauma cranico e toracico, ma le sue condizioni, pur gravi, restano stabili. Adesso andiamo a sentire cosa hanno raccolto i colleghi Vanessa Banzato e Andrea Benetti. Siamo alle porte di Bassano del Grappa con un ristoratore colpito per la seconda volta da un attentato incendiario e naturalmente non è assolutamente una coincidenza, si sta indagando. Sentiamo. Qualche giorno fa avevano tentato di dar fuoco alla pizzeria gestita da Giovanni Cutillo a Cassola. Questa volta si sono recati nel secondo locale di Cutillo, siamo a Rosà, alla villa da Cuti, e vedete è andato completamente tutto distrutto dal fuoco. Tra l'altro i malviventi, le stesse persone che hanno colpito e hanno distrutto il locale di Rosà sono tornate nuovamente anche alla pizzeria di Cassola e hanno appiccato il fuoco anche lì. Fortunatamente soltanto l'esterno è stato bruciato, è stato distrutto dalle fiamme, mentre a Rosà tutto è andato completamente bruciato, tutto è andato completamente distrutto, e lo stesso titolare Giovanni Cutillo non esclude la matrice mafiosa. Hanno distrutto tutto? Tutto, completamente. È tutto raso al suolo, bruciato tutto, non è rimasto nulla. Sono riusciti questa volta a fare il danno. L'altra volta ci hanno provato, questa volta sono andati a segno. Sì, questa volta hanno colpito a segno. Chi può essere stato? Lascio alle forze dell'ordine trovare questa mano così sgradevole. Certo è che è più che chiaro, cioè sono andati per colpire, sono andati per farle del male. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Uno scopo intimidatorio, lo scopo... Assolutamente sì. Da quando è che siete stati chiamati voi? Alle 5-5 mi ha chiamato la Civis, che c'era qualcuno all'interno del locale, avevano già avvertito le forze dell'ordine e più una loro pattuglia è arrivata qua, sono arrivato anche io, ma già non c'era nessuno, c'era il ristorante già che era in fiamme. Nel tempo di arrivare i vigili del fuoco e a mettere in sicurezza il locale. Adesso voi cosa fate? Al momento questo niente, andremo avanti con le altre attività. Certo è che immagino ci sia, adesso non è più preoccupazione, penso che sia paura adesso. Un po' di paura c'è, speriamo che, come ripeto, che le forze dell'ordine ci diano sostegno ancora di più della prima volta. Ma viene da pensare a una ritorsione di stampo mafioso? A questo punto penso proprio di sì. Penso proprio che ci sia qualcosa, una mano così, non penso che non possa essere stampo mafioso, anche perché hanno dato fuoco tutto il locale, quindi, e nello stesso tempo hanno tentato anche Cassola. Ma ha mai ricevuto intimidazioni, mai ricevuto qualche avvertimento anomalo? No, assolutamente, mai ricevuto minacce dirette o cose, mai. La prima volta siamo caduti proprio dal cielo, perché non ci aspettavamo una cosa del genere. Quindi adesso attendiamo le indagini dei carabinieri e spero che arrivano a trovare gli autori di questo
La mafia c'è anche qui in Veneto? A questo punto c'è da pensare che c'è anche qua. Qualcosina c'è perché sicuramente, non so, penso che uno si sveglia la mattina e si vada a dar fuoco al ristorante da Cuti. A quella pizzeria. Quindi qualcosina c'è sicuramente. Grazie. Così dunque questo ristoratore, le preoccupazioni davvero dopo quello che è successo. Grazie alla nostra Vanessa Banzato che era con Andrea Benetti sul posto. Allora, adesso torniamo su un caso di cui vi abbiamo già parlato naturalmente nei mesi scorsi, perché c'è una lettera aperta della mamma di Edoardo, il giovane morto dopo un allenamento di box. Siamo nel Padovano. A distanza di un anno la donna chiede che chi era presente quella sera racconti la sua verità. La mamma di Edoardo, il 18enne di Este morto un anno fa dopo un allenamento nella palestra di box, ha reso pubblica una lettera aperta. La donna ha lanciato un appello a chi era presente quel giorno perché racconti la sua verità e cosa ha visto esattamente quella sera. Ad Assisi, davanti alla tomba di San Francesco, ha scritto la donna, ho pregato perché chi era presente quel 22 febbraio 2023 abbia il coraggio di dire la verità. Chissà, parli, è la sostanza della lettera. E poi si tolga un peso dalla coscienza raccontando tutto quello che ha visto. Il giovane avrebbe ricevuto un pugno, ma non è certo che sia venuto in palestra durante l'allenamento, ma le indagini non sarebbero riuscite a chiarire tutti i punti interrogativi su quella sera e così mamma Manuela ha fatto arrivare una lettera alla segreteria della palestra con l'appello «Chi c'era, parli». È stato travolto da un albero che stava potando, un 66enne è stato ricoverato in prognosi riservata a Padova. Infortunio sul lavoro ieri verso le 13:30 a Ospedaletto Uganeo nella bassa padovana. Il proprietario di casa, 66enne, è stato investito dal pioppo che stava tagliando, riportando un trauma cranico e toracico. Si è subito alzato l'elisoccorso e l'uomo è stato portato all'ospedale di Padova. Si trova ora in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l'ambulanza del SUEM 118 e i carabinieri della compagnia di Este. Veniamo ora al delitto di Paderno del Grappa. Si attendono naturalmente novità dalle indagini che stanno proseguendo da parte dei carabinieri e della procura di Treviso dopo l'uccisione che è stata fatta risalire, secondo l'esame del corpo, al tardo pomeriggio di sabato, appunto a Crespano del Grappa, nel comune di Pieve del Grappa, di un 39enne che lavorava come giardiniere tuttofare in una pizzeria-ristorante di Semonzo. Papà di 2 bambini, Bledar Dedia, trovato massacrato a coltellate. Si stanno esaminando naturalmente il telefonino dell'uomo, i luoghi in cui è avvenuto l'omicidio per cercare di dare un contorno, un contesto a questo delitto che naturalmente ha sconvolto la comunità. Il giovane papà albanese era molto inserito nella comunità, abitava ad Asolo con la famiglia. Sono stati oltre 20 i fendenti che il suo assassino è riuscito a sferrargli. Quello mortale lo ha raggiunto al polmone. Ieri si è svolta l'autopsia. Bledar Dedia è stato raggiunto da numerose coltellate, oltre 20, tagli non profondi che sono stati riscontrati in tutto il corpo, anche sul collo e sulla testa, ma il fendente che lo ha ucciso è stato quello che l'ha colpito al polmone causando un'emorragia. La vittima è stata raggiunta da una coltellata mortale alla schiena. Sarebbe emerso questo dall'autopsia sul corpo del 39enne di origini albanesi trovato morto domenica mattina in un'area boschiva di Paderno del Grappa. Un'aggressione feroce che non gli ha lasciato scampo, colpi inferti con estrema violenza probabilmente da un uomo. Bledar Dedia ha tentato con tutte le forze di difendersi e di evitare i colpi, tanto da cercare di fermare il coltello prendendo la lama con la mano. Questo farebbe pensare che non sarebbe stato immobilizzato, tante le ferite da difesa. Ora è caccia al killer. Nulla viene escluso, ma la pista più seguita è quella passionale. Sono stati effettuati anche dei prelievi per accertare se avesse avuto rapporti sessuali prima del decesso. Non solo, ma sono stati
stati eseguiti anche accertamenti tossicologici. Intanto si passa a setaccio tutto, dal cellulare alle telecamere, nulla viene tralasciato. Certo è che si tratta di un omicidio brutale che farebbe pensare a qualcuno che covava una profonda rabbia. La morte di Bleder Dedia risalirebbe al tardo pomeriggio di sabato. Dopo il lavoro al ristorante Antica Abbazia, l'uomo si sarebbe diretto subito in quella zona dove poi è stato aggredito. Con chi si è trovato e perché? Domande che attendono una risposta, un puzzle a cui mancano ancora molti tasselli. I carabinieri stanno ancora sentendo tutte le persone che frequentava il 39enne. Si cerca di capire chi potesse avere tanta rabbia da massacrarlo di colpi. E nel caso saranno coinvolti anche gli specialisti del RIS di Parma che arriveranno nella Marca lunedì prossimo, lunedì mattina, per esaminare nuovamente l'area boschiva in cui è stato trovato il cadavere del 39enne insieme a poca distanza dall'auto dell'uomo e poi esamineranno proprio anche la vettura dentro alla quale, lo ricordiamo, sono stati trovati telefonino e portafoglio che denotano che di rapina non si è trattato. Movente passionale, movente economico, una doppia vita, tanti punti di domanda. Si infittisce il giallo sul decesso di Bleder Dedia, il giardiniere tuttofare trovato morto domenica mattina nei boschi di Paderno di Pieve del Grappa. Lunedì i tecnici del RIS di Parma andranno a scandagliare tutta l'area dove si è consumato il massacro del 39enne, padre di una bambina di 10 anni e un bimbo di 2, colpito con oltre 20 coltellate. Dopo che i militari hanno fatto una prima perlustrazione con il metal detector per rinvenire l'arma usata per l'assassinio, gli uomini del reparto investigazioni scientifiche controlleranno non solo il luogo del delitto, ma si concentreranno anche sulla Mercedes di Dedia, sotto sequestro, all'interno della quale sono stati trovati alcuni effetti personali della vittima, compreso il telefono cellulare che il o i killer hanno lasciato sul posto. Gli inquirenti infatti non tralasciano alcuna pista, compresa quella che ad agire siano state più persone. Intanto nella casa di Casella d'Asolo, dove il 39enne viveva con la famiglia, c'è solo dolore. Il sindaco di Asolo, Mauro Migliorini, ha voluto esprimere la sua completa vicinanza alla moglie e ai figli di Bleder Dedia. Come cittadinanza, come amministrazione, ci siamo già messi a disposizione della famiglia per qualsiasi tipo di necessità possa avere, in particolare nei confronti di 2 minori. Penso che da parte di tutti noi ci sia tutta la volontà di essere vicini a loro in questo momento tragico, in questo evento inspiegabile che sta facendo riflettere tutti noi. Un evento inspiegabile. Saranno l'autopsia e le indagini dei carabinieri del RIS a chiarire cosa possa essere accaduto tra sabato e domenica scorsi e a trovare le tracce per incastrare chi ha ucciso Bleder Dedia. E naturalmente ce lo auguriamo tutti che questo caso venga risolto al più presto. Allora adesso torniamo a parlare di sicurezza stradale con l'ormai famigerato Fleximan, perché lo sapete c'è stato l'altra sera l'ennesimo colpo, l'ennesimo blitz con un altro Velox tagliato a Villa del Conte, ma la vicenda divide anche la politica, i sindaci, perché c'è chi cerca con questi strumenti di tutelare naturalmente l'incolumità di automobilisti, pedoni, ciclisti e contenere la velocità, e chi proprio tra gli stessi sindaci dice invece che si tratta solo di fare cassa. Allora andiamo in diretta dal nostro Federico Fusetti, che è con il sindaco di Abano Terme, per capire qual è la posizione del sindaco. A te Federico, buongiorno. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori. Sì, ringraziamo il sindaco di Abano Terme, Federico Barbirato, e chiediamo subito a lui cosa pensa di questa vicenda, insomma in che posizione si pone lei su quello che sta accadendo, mentre, come hai detto, proseguono le indagini per cercare di identificare questa persona. Ma credo che l'interesse di tutti i comuni e dei sindaci sia quelli di cercare di contrastare una delle maggiori cause di incidenti stradali, che è l'eccesso di velocità. Noi sulle strade regionali che abbiamo qui, che passano per Abano, abbiamo deciso di installare telecamere fisse, però senza abbassare i limiti di velocità che restano ai 70 km, quindi non andiamo a modificare nulla, se no a inserire il controllo, perché molto tempo abbiamo impiegato a verificare sia l'alta quantità di auto che passano in questo tratto, sia l'incidentalità,
E la prima cosa che abbiamo verificato è la presenza di molti incidenti che hanno fatto danni gravi o addirittura morti. Quindi è evidente che tutto quello che noi prendiamo in considerazione è di cercare di abbassare il rischio, di contenere il rischio, non dimenticandoci delle famiglie, dei familiari delle vittime della strada che sono sempre in aumento purtroppo. Anche lei è uno di quei sindaci che dice non servono per far cassa, ma è la prevenzione la priorità. Se pensiamo proprio ai rischi connessi all'alta velocità, è evidente che questi strumenti aiutano a far da deterrente, perché nei tratti che noi abbiamo a 70 km è stata verificata anche passaggio a 140-120 all'ora, quindi è evidente che si parla di pericolo per la circolazione, pericolo per la sicurezza dei cittadini, e quindi siamo costretti a intervenire. Cosa dicono i cittadini di Abano? Ma è un dibattito che intanto riguarda una strada regionale dove ci sono tratti già coperti da autovelox, la velocità non viene abbassata, rimane quella. Credo che ci sia un apprezzamento, perché fare prevenzione significa anche trovare tutte quelle alternative che riducono il rischio. Ripeto, qui si parla di persone che vanno a battere gli autovelox, ci si dimentica troppo facilmente delle famiglie che hanno vittime e familiari della strada. C'è anche qualche sindaco che però dice, insomma, è vero tutto questo, ma può essere anche un modo per farci capire che dobbiamo ascoltare i cittadini. Sì, allora ripeto, quando queste decisioni vengono assunte oggettivamente, guardando alla pericolosità, al tasso di incidenti e al numero di veicoli coinvolti, è evidente che questo serve a dare delle risposte oggettive ai cittadini, che fanno ben capire che l'ultimo obiettivo è quello di far cassa, il primo obiettivo è quello di garantire la sicurezza stradale. Velox che sarà installato quando, tanto per dare qualche tempo? Noi abbiamo occupato un anno a fare degli studi su questo tratto e abbiamo avuto l'ok anche della prefettura. Credo che nel 2024 saranno installati. Ringraziando il sindaco Federico Barbierato, grazie di essere stato con noi. Lina, ti restituisco la linea, ma sentiamo anche prima il sindaco di Campodoro, Gianfranco Vezzaro. Anche lui sta per installare un autovelox, sentiamo con quali modalità. Poi la linea a voi. Credo che vadano osservati con attenzione quelli che sono i dati del 2023 sugli incidenti stradali, sulla mortalità, quasi 1400 morti, 100.000 feriti, 400 persone falciate sulle strisce pedonali e sui marciapiedi, quindi una situazione secondo me drammatica. A Campodoro abbiamo pensato, con una variazione di bilancio che abbiamo fatto a fine anno, di stanziare 28.000 euro per il posizionamento di un autovelox su una strada comunale, via Bala, tra l'altro richiesto dai cittadini di Campodoro, dove abbiamo seri problemi con appunto i veicoli che prendono questa strada quasi come un'autostrada, quindi con velocità assurde, e quindi abbiamo pensato di posizionare un autovelox che sarà un autovelox presidiato sempre dalla pattuglia dei vigili, un autovelox bidirezionale che sarà ben segnalato e che sicuramente non servirà per far cassa, ma servirà appunto per moderare la velocità in una strada che mi sta creando parecchie preoccupazioni. Parliamo dei velox futuri, lo abbiamo sentito, questi sono i sentimenti e le posizioni dei sindaci che si apprestano a installarne di altri, ma andiamo anche a ripercorrere col servizio della nostra redazione di Padova quello che è stato il 13° colpo, diciamo, di Fleximen in Veneto, a Villa del Conte, lungo la strada provinciale brentana, siamo in Alta Padovana, con stavolta questo misterioso giustiziere degli automobilisti, così si ritiene evidentemente, che ha lasciato anche un cartello appeso al palo che ha segato. Fleximen sta arrivando, una rivendicazione, la prima quella lasciata dal misterioso giustiziere dei velox in un foglio bianco rigorosamente incellofanato con la scritta in stampatello maiuscolo colorata di nero.
L'ultimo blitz ha abbattuto, segato di netto alla base con un flessibile come d'abitudine, uno dei 2 rilevatori fissi tarati sui 70 km orari lungo la strada provinciale 46 Brentana a Villa del Conte. Da 1 anno e mezzo questo Velox e il gemello, ancora attivo a mezzo chilometro di distanza, erano stati installati dalla Federazione dei Comuni del Campo Sampierese. Un'azione improvvisa, spiega Sara Gaiani, da gennaio presidente della federazione. Il numero di sanzioni che veniva erogate era ormai bassissimo e pertanto non ritenevamo che fosse tra quelli killer così definiti dalla cittadinanza. Ci teniamo a condannare questa azione illecita, oltre che ritengo irresponsabile. Un morto e diversi feriti, da qui la decisione di installare il rilevatore lungo la strada provinciale, salutato dai residenti che non riuscivano a immettersi in carreggiata. Non ci nascondiamo dietro a false accuse su un principio di fare cassa. Ricordiamo che il codice della strada prevede esplicitamente che le sanzioni, i proventi di sanzioni vengano utilizzati per sicurezza stradale e quindi per garantire una migliore viabilità ai nostri concittadini. Il numero di sanzioni erogate peraltro in questi ultimi tempi è particolarmente irrisorio, è evidente che non c'era un principio di fare cassa ma di sicurezza. Sui rilevatori fissi sono in corso valutazioni da parte dei 10 sindaci della federazione. In questo momento non verrà ripristinato, ci riserviamo di fare le opportune valutazioni insieme agli altri colleghi. Al vaglio degli agenti della federazione che hanno informato la procura le immagini registrate dalle telecamere anche dallo stesso rilevatore abbattuto. Una traccia, insomma, Fleximan potrebbe averla lasciata. Nel frattempo a Villa del Conte la voce dell'ultimo blitz si è diffusa in un lampo. Sinceramente, non so se essere contento o essere triste. Lei la fa quella strada? Sì, 3-4 volte a settimana. E 70 all'ora secondo lei è giusto? Sì, 70 all'ora sì, si può accettare. E quello dopo, quella a poncia che 50 all'ora non va bene. Trovo giusto che ci siano dei Velox su strade, magari più in centro. Quello lì lo trovo un po' superfluo, sinceramente. 70 all'ora è poco, insomma, lì. No, oddio, 70 all'ora diciamo che è giusto. Se la tolleranza fosse 10 km in più, allora sarebbe più accettabile. Invece di 5, 10 sarebbe più tollerabile. Quelli ci vogliono in tanti posti per regolare la velocità, perché sennò in tanti posti sono messi un po' a disagio, dove magari a 70 si potrebbe andare anche a 90. 70 all'ora penso che sia giusto. Ma andare in giro a tagliare autovelox e tanti che lo premiano? Mi astengo, non commento. Però ci ha già fatto capire con lo sguardo cosa intendeva. Allora poi ci sono anche sindaci, ve lo raccontiamo già da qualche giorno perché è una posizione che ha fatto comunque discutere, come quello di Castelfranco Veneto, che poi è presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon, che dice i dati comprovano che i Velox non aiutano a ridurre gli incidenti, di fatto sostenendo che i sindaci fanno cassa con questo genere di strumenti. Marcon, che è intervenuto anche sull'altro dibattito legato alla sicurezza stradale in questi giorni, vale a dire il limite dei 30 km orari nei centri città, nelle città, e poi si è inoltrato anche in un altro tema spinoso nella Marca, la riorganizzazione delle corse del trasporto pubblico. Se lei mi chiede una opinione, se io farei di Castelfranco Veneto una città tutta a 30 all'ora, io gli risponderei di no. Dopo il caso di Bologna sull'estensione del limite dei 30 all'ora per gran parte del territorio cittadino, interviene il sindaco di Castelfranco Veneto e presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon. È un tema delicato, le estremizzazioni non pagano mai. Esistono zone che lo richiedono, spiega il sindaco, come quelle in prossimità delle scuole, ma se il limite venisse esteso a tutto il comune diventerebbe un fatto problematico. Intanto a Treviso MOM ha approvato il nuovo programma di esercizio 2024, entrato in vigore l'8 gennaio, che sta creando delle polemiche sui tagli delle corse e dei bus. Programma che, spiega il presidente di Mobilità di Marca, Giacomo Colladon, deve garantire una corrispondenza tra domanda e offerta del servizio. Non sono state tagliate corse, sono state ridotte frequenze laddove c'erano autobus che viaggiavano sostanzialmente vuoti, e quindi se vi erano delle frequenze ogni quarto d'ora, adesso bisognerebbe entrare nello specifico in ogni singola corsa, sono state aumentate le frequenze, passa un autobus ogni mezz'ora.
Se mi consentite una battuta, ha anticipato quel che succede a Bologna, perché a Bologna con la zona 30 adesso gli autobus non passano più ogni quarto d'ora, ma devono adattarsi alla velocità consentita e passano ogni 25 minuti. Ecco. Una riorganizzazione studiata in seguito ad un'analisi svolta da una società specializzata che ha valutato gli orari meno frequentati, fa sapere il presidente della provincia, e che ha indotto MOM a rivedere il servizio anche in un'ottica di sostenibilità. A breve partirà infatti una sperimentazione delle corse a chiamata degli orari in cui c'è minore afflusso di persone e in quelli notturni. Genera delle positività e dei risparmi sotto tutti i punti di vista, oltre che ottimizzare il servizio. Quindi noi stiamo già studiando un servizio sperimentale in quelli di Vittorio Veneto e in quelli di Treviso, che a breve partirà. Così dunque la viabilità, la sicurezza stradale, Stefano Marcon lo avete sentito su vari temi. Allora, prima di andare in pubblicità noi andiamo a vedere due notizie che arrivano da Montebelluna. Questa arriva dalle pagine della Tribuna di Treviso: violenza in centro, presa a calci e pugni, 3 bulle mandano all'ospedale una quindicenne. Ci risiamo purtroppo con episodi di questo genere, non è il primo neppure nel centro cittadino di Montebelluna. L'aggressione risalirebbe a sabato sera alle 21, iniziata nella centralissima Loggia dei Grani con questa adolescente che ha rimediato 20 giorni di prognosi e i genitori che si stanno preparando a denunciare quello che è successo. Sputato in faccia, insultata, quando si è allontanata inseguita, presa per i capelli, gettata a terra, presa a calci in testa e sul corpo. In pronto soccorso la ragazza ha raccontato quello che era successo da parte di un piccolo gruppetto di ragazze di origini magrebine, 3 in tutto, almeno appunto stando a quello che ha detto, almeno una delle quali da poco maggiorenne, per cui potrebbe davvero scattare un provvedimento di un certo rilievo. E poi sempre da Montebelluna vi do conto anche di una notizia che ci ha riferito il nostro Christian Arboit, che sta facendo il cosiddetto giro di nera. Un 42enne di Montebelluna si trova in carcere per aver malmenato madre e padre ultrasettantenni. La donna, pensate, ha rimediato addirittura 40 giorni di prognosi. Il padre è ancora in ospedale dopo 4 giorni dall'aggressione. Sono intervenuti i carabinieri, si attende la convalida del GIP. Sullo sfondo ci sarebbero problemi di alcolismo da parte di questo 42enne. Fatto sta che è stato rinchiuso in carcere per questo gravissimo episodio di maltrattamenti. Adesso noi ce ne andiamo qualche istante in pubblicità, torniamo tra poco con altra cronaca, con la pagina legata all'autonomia. Eccoci di nuovo in diretta, ben ritrovati con Focus TG. Intanto ringrazio in regia Francesco Cerone e Mattia Pizzaia per la parte tecnica. Andiamo sull'home page del Gazzettino per vedere su quali notizie si concentra oggi la prima pagina online del quotidiano del Nord-Est. Fleximan sta arrivando, riporta il Gazzettino, la beffa alle forze dell'ordine, lo abbiamo visto poco fa in un cartello, l'avviso del blitz contro l'autovelox. Il caso di Udine, gli insulti razzisti al portiere del Milan, spaccatura in municipio sulla cittadinanza onoraria all'estremo difensore rossonero, l'Udinese pronta a chiedere i danni. Da Monselice, lo avete visto, l'abbiamo dato poco fa, la mamma di Edoardo, ucciso da un pugno, scrive una lettera: fate la cosa giusta, chissà deve parlare. E poi altre notizie che abbiamo visto messe in grande rilievo in queste ore. Bob, aggiudicata la pista, sia l'offerta Pizzarotti, a febbraio via i lavori, il sindaco chiede niente errori, parliamo naturalmente delle Olimpiadi di Cortina Milano. Lo schianto in Canada di 2 eredi di grossi gruppi, Sportler e Tex Market, e poi il caso che arriva da Mira, che cancella dopo un secolo la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Queste alcune delle notizie su cui si concentra il Gazzettino. Noi andiamo avanti con la cronaca
Dalla Marca trevigiana, perché torniamo sul duplice omicidio efferatissimo di paese, una storia, ve la ricorderete, sconvolgente. Massimo Pestrin che uccise il fratello e la cognata a sangue freddo a colpi di pistola, il 13 marzo si presenterà davanti alla Corte d'Assise. Se dovesse cadere l'aggravante relativa al vincolo di parentela, si procederà col rito abbreviato e lo sconto di 1/3 della pena. Sarà la Corte d'Assise a decidere sulla sussistenza dell'aggravante e quella della convivenza. Se dovesse cadere si spiana la strada per il rito abbreviato. Il 13 marzo, insomma, i magistrati decideranno se Massimo Pestrin, che il 3 maggio scorso uccise a colpi di pistola il fratello e la cognata, potrà beneficiare di uno sconto di pena. Qualora la Corte d'Assise, come io sono convinto, escluderà l'aggravante, c'è un recupero del giudizio abbreviato che era stato chiesto e quindi comunque la riduzione di 1/3 della pena. Ma non solo. L'altro aspetto è la necessità, secondo noi, di una perizia psichiatrica necessaria per valutare la totale o parziale incapacità di intendere e di volere al momento del fatto, stante la presenza di elementi oggettivi e soggettivi che consigliano un approfondimento in questo senso. Primo fra tutti il fatto che non si capisce la ragione di questo duplice omicidio, né il motivo né tantomeno il movente. Lui continua a dire che non ricorda. Lui continua a dire che ha avuto un blackout, un cortocircuito, non riesce a spiegarsi le ragioni di questo duplice gesto. Massimo Pestrin quel 3 maggio era sceso in cucina armato di pistola, il fratello Lineo e la cognata Rosanna a Trento stavano pranzando, lui li ha freddati con 11 colpi, poi era uscito di casa ed aveva chiamato i carabinieri. Numerosi bossi erano stati trovati anche sulla soglia della porta che conduce al piano superiore. In tutto pare che il cinquantenne abbia fatto fuoco 17 volte. E i carabinieri stanno indagando anche sull'aggressione avvenuta l'altro ieri a Revine Lago, un alterco tra giovani probabilmente legato agli ambienti degli stupefacenti. È mistero su dei colpi di pistola che sarebbero stati esplosi. I carabinieri, dopo alcuni sopralluoghi, tendono a escluderli, ma è caccia agli aggressori. Fortunatamente non c'è stato nessun colpo d'arma da fuoco e l'ho appurato sentendo appunto le forze dell'ordine, perché è una cosa che desta parecchia preoccupazione all'interno di una comunità come la nostra, e da chi siano partite questi commenti non lo so. L'utilizzo di armi da fuoco sembrerebbe al momento escluso, ma l'aggressione ai danni di un ragazzo del posto, avvenuta nel tardo pomeriggio a Revine Lago, è comunque tutta da ricostruire. Gli stessi carabinieri sono stati nel cuore del borgo per verificare se vi fossero riscontri alle segnalazioni della prima ora. In paese, anche in mattinata, si vociferava di spari. Presumo che se fosse partito veramente un colpo d'arma da fuoco intorno alle 17:30 del pomeriggio, dove molte persone risiedono nella propria casa, si sarebbe sentito e anche le forze dell'ordine sarebbero state tempestate di telefonate da parte dei nostri cittadini. La vittima avrebbe parlato di almeno 2 ragazzi stranieri che volevano derubarlo, raccontando di una bottiglia usata per le minacce, una violenza sia verbale che fisica arrivata fino alla chiesa di San Matteo, botte quindi e non botti. Da quello che ho potuto appurare c'è stato un diverbio tra 2 o più persone e questo diverbio è finito con una lite, con un'aggressione, e adesso le forze dell'ordine stanno cercando l'aggressore. Da quanto mi risulta è intervenuto un altro nostro cittadino perché ha sentito i rumori di schiamazzi per sedare gli animi, ma poi l'aggressore o gli aggressori se la sono data a gambe. I carabinieri di Cison di Valmarino non stanno escludendo nessuna pista, compresa quella del consumo e dello spaccio di droga, e caccia agli aggressori. Da quanto risulta sembrano di origine straniera, ma non sanno ancora di che nazionalità siano. Fin qui la cronaca, su cui naturalmente continueremo ad aggiornarvi fino alla fine di questa nostra diretta di oggi, come sempre. Adesso apriamo la pagina sull'autonomia. Allora andiamo a vedere, chiedo alla regia, l'home page del Corriere della Sera. Naturalmente questa notizia oggi la si è trovata sulle prime pagine e sui siti dei principali quotidiani anche nazionali, perché si torna finalmente a parlare di autonomia anche a livello nazionale, anche se era stata in qualche modo tenuta un po' sotto traccia in questi ultimi mesi. Allora il primo sì che arriva dal Senato, la Lega in festa, ma nel centrodestra
La lotta a quanto pare è sotterranea, riferisce il Corriere, che poi si pone degli interrogativi su quando partirà e soprattutto cosa sono i famosi LEP di cui tanto si parla, i livelli essenziali di prestazione che naturalmente vanno definiti, lo si è sempre detto, per dare uniformità ai servizi nelle varie regioni. Allora intanto col servizio di Anna De Roberto andiamo a ripercorrere quello che è stata la seduta, poi sfociata con l'approvazione del DDL Calderoli con 110 voti favorevoli, 64 contrari e 30 astenuti, approvazione che non era in discussione, visto naturalmente i numeri in aula del governo. Questa legge quadro, che porterà a far entrare in vigore il tema dell'autonomia differenziata, diventerà realtà se e quando saranno finanziati adeguatamente i livelli essenziali di prestazione. L'autonomia non è per forza un male, non è un vessillo per le regioni del centro-nord, ma la proposta di questo governo non ci convince. Dove sono i LEP? È del senatore Marco Lombardo Azione, la prima voce a parlare dagli scranni del Senato. Ore 16:30 si parte. L'atto conclusivo, la dichiarazione di voto sull'autonomia differenziata, finalmente sbarca in Senato, anticipata già dalle prime ore del mattino da decine di dichiarazioni e mezzo stampa. Preoccupato per equità sociale ed unità nazionale del Paese che questa legge mette fortemente a rischio il Movimento 5 Stelle del Veneto. La voce è quella della senatrice Barbara Guidolin. Parla invece di giornata importantissima, soprattutto per il Veneto, Mario Conte in qualità di presidente ANCI. Il voto è un passaggio cruciale per una riforma, dice, che unisce responsabilità e efficienza dell'azione amministrativa e risposte per i cittadini. Centrodestra che corre compatto con il senatore Luca De Carlo ieri a Ring. Io credo che i miei amici di percorso alleati vedano l'autonomia come noi oggi solo perché c'è un governo Meloni, non certo perché ci sono stati altri governi. Grazie al patto di maggioranza, all'urlo del senatore Romeo, Lega, così il capogruppo in Consiglio regionale della Lega, Alberto Villanova. L'autonomia è il motivo che ci ha spinto tante persone come me a fare politica, a scendere nel campo della politica, ed è una bandiera che noi portiamo veramente alta perché è la bandiera che ci spinge a impegnarci ogni giorno per questa battaglia che, come dicevo, è una battaglia di tutti i veneti, una battaglia della regione, anche di chi non vota Lega. Il primo voto contrario arriva alle 16:50 con Italia Viva. Questa non è una legge attuativa e, come tutte le leggi, deve avere le sue risorse, che in questo caso invece mancano, anzi addirittura sono escluse. Seguita da Alleanza Verdi-Sinistra con il senatore De Cristoforo. I primi sì arrivano invece da Noi Moderati, parla un emozionato Antonio De Poli, e dal Partito per le Autonomie. Vigileremo, così Forza Italia. Il Paese, Presidente, è già spaccato. Il nodo resta quello dei LEP, lo ribadisce il Partito Democratico in aula. Per attuare i livelli essenziali delle prestazioni in tutto il Paese occorrono nuove risorse e che il governo e la maggioranza che lo sostiene non hanno alcuna intenzione di reperire tali risorse. Avete visto ripercorsa la seduta, dunque andiamo a sentire quella che è stata la reazione soddisfatta naturalmente del Presidente del Veneto Luca Zaia dopo il voto in Senato. Un grande risultato, una giornata storica e soprattutto è una pietra miliare alla quale poi si sommerà un'altra pietra miliare, il passaggio alla Camera, e quindi avremo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e finalmente potremo dire di avere la legge quadro sull'autonomia per poter firmare l'intesa, cioè il famoso contratto tra la Regione e lo Stato. Il Paese non sarà assolutamente diviso, questa è una leggenda metropolitana che va sfatata, ma si pensi alla Germania che ha un'autonomia veramente importante ed è percepita da noi come una grande nazione. E l'autonomia è modernità, il centralismo che sta letteralmente devastando il nostro paese è un centralismo medievale che non funziona più, tanto è vero che si dice che l'Italia ha 2 velocità, è vero, ma lo è per colpa del centralismo, non per colpa dell'autonomia, non esiste. Questo è un governo, è l'unico governo che ha scritto una vera pagina di storia, introducendo a dicembre 2022 nella finanziaria 2023 l'obbligo della definizione dei LEP e poi successivamente, qualche mese dopo, febbraio-marzo 2023, la legge
Giuseppe Calderoli, che porta, diciamo, i principi generali dell'autonomia, che è esattamente quello di cui stiamo discutendo in queste ore. Il 22 ottobre 2017 resterà una data storica. 2.378.000 venti sono andati a votare, è stato un plebiscito a favore dell'autonomia. Qualcuno allora diceva che era inutile andare a fare il referendum. Oggi diciamo grazie Veneti che ci siete andati, perché se non avessimo avuto questa chiamata, questo fiume in piena del Veneto, oggi non saremmo qui a parlare di autonomia. E è stata una seduta anche movimentata, perché sapete che prima del voto finale dai banchi dell'opposizione diversi senatori hanno iniziato a cantare l'inno nazionale, sarebbero stati i senatori del PD a incominciare, ma poi naturalmente come gesto simbolico politico si sono aggiunti quelli di Fratelli d'Italia. Andiamo a sentire. Procedimento elettronico del disegno di legge numero 615. Dichiaro aperta la votazione. Principio, se ci dà la testa, dove la vittoria deporga la chioma che schiava di Roma, il Dio la creò. Un botta e risposta dunque in aula, l'avete sentito, a suon di inno di Mameli. Andiamo a sentire le parole del senatore Andrea Martella, che è segretario regionale del Partito Democratico, su questo voto. La Lega oggi in Parlamento gioisce, ma questa che viene approvata è una sorta di canto del cigno di una stagione politica in cui la Lega deve abbandonare gli antichi argomenti e accontentarsi di una specie di barattellum tra autonomia differenziata e premierato. Uno scambio che andrà avanti per qualche tempo, ma che poi sono certo non sarà destinato a durare, e che oggi prevede una sorta di scatola vuota senza risorse finanziarie e senza scelte che possono incidere davvero, come ci sarebbe stato bisogno, nell'economia e nella società del Veneto. Così il principale partito di opposizione, il Partito Democratico. Allora saluto e ringrazio, lo vedo collegato in diretta, disponibile come sempre, il sindaco di Treviso Mario Conte, che è anche presidente dell'Anci Veneto. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Allora, l'abbiamo vista osservare con attenzione negli nostri video della preview questo dibattito sull'autonomia. Lei ieri come Anci Veneto ha anche diffuso un comunicato su questo. Qual è la posizione dell'Anci e sua personale, sindaco Conte? Guardate, io francamente sogno un paese meritocratico dove chi ben amministra è pronto ad assumersi maggiori responsabilità, e credo di interpretare il pensiero dei sindaci veneti che, ricordo, quest'anno, nonostante le difficoltà, hanno chiuso i propri bilanci in equilibrio, in ordine. Ricordo che io rappresento 583 sindaci veneti che hanno tutti i conti in ordine. Il 100% dei sindaci veneti è riuscito, nonostante le grandi difficoltà, a tenere in equilibrio i conti del comune. Questo vuol dire che c'è una grande cultura amministrativa, c'è una grande cultura di rispetto nei confronti della gestione del denaro pubblico e c'è anche una grande voglia di assunzione di responsabilità che attraverso l'autonomia può portare a una maggiore gestione più sartoriale delle risorse dei veneti in Veneto. Noi, ricordo, non chiediamo di sottrarre niente a nessuno. Quindi quando si parla di indebolire una parte del paese è una grande bugia. Noi chiediamo semplicemente di avere maggiore autonomia nella gestione delle risorse dei veneti per i veneti, e credo che abbiamo dimostrato nel tempo e sul campo di avere le capacità, di avere anche dei valori importanti di onestà, perché tutti i sindaci mantengono saldamente il loro posto e non vengono mai infangati da indagini, e quindi voglio dire, il Veneto è pronto a fare questo salto importante di responsabilità, e credo che il passaggio di ieri sia un passaggio importante che oggi ovviamente
non vede cambiare nulla da un punto di vista pratico, però è altrettanto vero che nella roadmap del ministro Calderoli questo era il primo passaggio. Chi parla tra l'altro di scambio tra autonomia e presidenzialismo si sbaglia, perché in realtà premierato, scusate, si sbaglia perché in realtà l'autonomia era uno dei punti nel programma elettorale del governo di centrodestra. Sindaco, lei che incontra anche a quelli che sono magari gli appuntamenti nazionali dell'ANCI, anche dei sindaci del centro-sud, cosa ne pensano? Che sensazione ha registrato magari incontrandoli, parlandoci su questo tema? Non vi nascondo che le posizioni sono talvolta molto diverse. È abbastanza evidente che al sud l'autonomia è vista con maggiore timore, nel senso che tutti i trasferimenti che oggi dal Veneto, dalla Lombardia, dal Piemonte, dal Friuli Venezia Giulia arrivano nelle regioni del centro-sud fanno ovviamente comodo. È altrettanto vero che io proprio in questi giorni sto incontrando tutta una serie di sindaci delle varie province del Veneto, perché stiamo portando avanti tutta una serie di proposte per la regione, per il governo, eccetera, però tutti i sindaci mi dicono che siamo arrivati a un punto dove dobbiamo cominciare a pensare a noi stessi, nel senso che l'aumento dei costi, le maggiori esigenze della nostra comunità non ci consentono più di sopportare tutti quei trasferimenti che dal Veneto vengono destinati ad altre zone dell'Italia. Quindi abbiamo delle esigenze importanti, abbiamo delle richieste e delle risposte da dare ai nostri cittadini, e per questo mi piace sempre rispolverare quella questione settentrionale, che però deve essere fatta davvero con grande rispetto e delicatezza nei confronti di tutti. Noi diciamo che le risorse dei veneti devono essere investite per i veneti, ma oggi rispetto a una volta lo dobbiamo fare perché è l'unico modo che abbiamo per riuscire a garantire dei servizi essenziali, il sostegno alle scuole, agli anziani, alle persone con disabilità. Siamo arrivati a un punto dove o noi tratteniamo qui le nostre risorse oppure saremo costretti a ridurre i servizi per i cittadini, cosa che non vogliamo in alcun modo fare. Ecco Sindaco, perché ricordiamolo anche in questo disegno di legge, come ne beneficerebbero i comuni, che lei abbia capito, poi naturalmente andrà definita l'intesa col governo, lo sappiamo, ecco, ma in questa legge quadro c'è già qualche input in questo senso? Ma devo dire che adesso questo tipo di riflessione è un po' prematura, nel senso che siamo all'inizio di un percorso e di una lunga trattativa con lo Stato. Ricordo che manca ancora il passaggio alla Camera, quindi insomma siamo in fase decisamente ancora prematura, però è altrettanto vero che poi le varie deleghe che la Regione può chiedere di gestire a livello territoriale sono tante, molte dei quali riguardano ai comuni. Però adesso io non vorrei sbilanciarmi su cosa potremo o non potremo fare, perché non voglio creare confusione nella testa dei cittadini e soprattutto creare illusioni. Diciamo che il grande obiettivo dell'autonomia è quello di avere maggiore libertà di gestione delle risorse dei veneti per i veneti. Allora Sindaco, andiamo a sentire cosa ne pensa anche la gente. I colleghi di Bassano del Grappa hanno realizzato questa mattina una piccola inchiesta tra i cittadini per capire quanto questo sì al Senato li abbia colpiti oppure no. Il Senato ha approvato con 110 voti favorevoli, 64 contrari e 3 astenuti il DDL per l'attuazione dell'autonomia differenziata. Ma che cosa cambierà? Sentiamo che cosa ci dicono i bassanesi. Mi sembra che si stanno facendo delle differenze molto significative fra le varie regioni e questo non è giusto, secondo me. È opportuno quindi secondo lei arrivare all'ottenimento dell'autonomia? Ma non lo so, io preferirei avere un'Italia dove tutti i cittadini hanno gli stessi diritti. No, un frazionamento dell'Italia? No, assolutamente no, questo va contro l'unità dell'Italia. E questo governo che tanto si dice patriota, mi sembra che siamo veramente lontani dall'essere patrioti.
Oh, direi che va bene. Hanno detto che viene spezzata l'Italia in due, il sud e il nord, il sud è povero. Non credo, forse è uno stimolo a darsi da fare più a loro, insomma, perché le possibilità le hanno. Hanno paesaggi magnifici, possono sfruttare quello che hanno, io credo. Lei ha capito che cosa cambierà? No. No, esattamente no. Ecco. Più in generale sull'autonomia che cosa ne pensa? Che se è come le regioni che hanno già l'autonomia da diversi anni, che hanno delle agevolazioni per i cittadini, va bene. Certo che se va a discapito delle altre regioni non è corretto, insomma, non mi sembra una buona cosa. Non va bene, sono contraria. Ecco. Ha capito che cosa cambierà? Com'è la struttura di questo DDL? Cambierà che ci saranno maggiori differenziazioni tra le varie regioni d'Italia. Siccome siamo uno Stato unico, una nazione, ritengo che il rapporto sociale di equità debba essere primario e non una questione speculativa. Ha visto quello che è successo ieri in Senato? Sì, vergognoso. E lei è favorevole comunque all'autonomia? Sì, a un certo tipo di autonomia fatta con criterio, non in maniera sguaiata, estremista, ma fatta direi con meno competenze. Ad esempio la sanità la terrei a livello nazionale, anche la scuola. L'autonomia non l'avremo mai, secondo me, perché noi veneti siamo troppo bravi, perciò dobbiamo mantenere tutto il resto dell'Italia, quello è il discorso. L'impressione che ho io è che l'autonomia gestita così come è gestita, pensando anche ai LEP, ai livelli essenziali, non potrà andare in porto perché è impossibile estenderli a tutta Italia. E la Lega sta facendo questa operazione così perché siamo in vista delle elezioni, però alla fine tutto si smorzerà, dal mio punto di vista. L'ok del Senato di ieri, secondo lei? Può essere un inizio, però ripeto, bisogna vedere. Abbiamo avuto tanti sì negli anni, ma siamo ancora qua, quindi speriamo arrivi questa autonomia. Sindaco, cosa pensa di queste valutazioni e anche delle perplessità dei cittadini? Ma no, sono perplessità che rispetto, ovviamente alcune non le condivido, soprattutto quando si parla che l'autonomia può creare una spaccatura tra il paese, come se oggi vivessimo in un paese che è uniforme, unito e che viaggia tutto alla stessa velocità. Oggi ci sono delle evidenze sociali, delle differenze sociali evidenti, ma non siamo un paese autonomo, non siamo una regione autonoma, quindi è lo Stato che oggi non è più in grado di garantire gli stessi servizi ad ogni regione e quindi è giusto che ogni regione abbia maggiore autonomia nella gestione delle proprie competenze, fermo restando che i veneti comunque proprio da Costituzione continueranno a sostenere anche quelle regioni che oggi magari hanno delle difficoltà. È vero che vogliamo un paese ad una sola velocità, però consentitemi di dire che non sia la più lenta. Sindaco, le chiedo un po' di pazienza perché dobbiamo andare in pubblicità qualche secondo e torniamo subito da lei. Eccoci di nuovo, ben ritrovati in diretta con l'ultima parte di Focus TG. In questa giornata stiamo dialogando col sindaco di Treviso e presidente ANCI Mario Conte, che è collegato con noi. Ben ritrovato sindaco. Cambierei tema, sindaco Conte, tornerei agli scontri tra centri sociali e forze dell'ordine a Vicenza dell'altro giorno. Chiederei alla regia di mettere in onda il servizio che abbiamo realizzato con lei e con una rappresentante delle opposizioni, Antonella Tocchetto, sul fatto che naturalmente anche la denuncia rimediata da 3 attivisti del centro sociale di Treviso non agevola la prosecuzione del percorso che si sta svolgendo all'Open Piave, all'ex caserma Piave, proprio con il centro sociale. Sentiamo. C'è una convenzione che quindi è a scadenza, di sicuro questi comportamenti non aiutano
in un processo di rinnovo. I violenti scontri di Vicenza tra i centri sociali che contestavano la presenza a Fiera Oro del padiglione israeliano e le forze dell'ordine, sfociati in 5 denunce, 3 delle quali a carico di attivisti trevigiani e tra loro la portavoce storica del Django Gaia Righetto, hanno gettato ulteriore benzina sul fuoco tenuto vivo da chi all'ex caserma di via Monterumici punta da sempre a far concludere l'esperienza dell'Open Piave che coinvolge collettivo ZTL e Università di Ca' Foscari. La convenzione scadrà nel 2025 e quella per Casugana sarà l'occasione per mettere la parola fine alla presenza del centro sociale. Questa almeno l'intenzione. Dispiace francamente che buttino via quanto di buono stanno cercando di fare con le loro azioni attraverso queste manifestazioni che sono violente, che sono dei veri e propri reati, tant'è che ci sono anche delle denunce in corso. Condanna alle violenze la consigliera comunale del PD, avvocato Antonella Tocchetto, di cui i singoli risponderanno ognuno per sé, dice, ma questo non deve influire sul futuro di un'esperienza che si è rivelata positiva. Non si può assolutamente mettere invece qui a Treviso in discussione la questione dell'Open Piave, è un progetto che è nato con la Giunta Manildo, che sta funzionando molto bene, dove ci sono sia i ragazzi del Django, ma ci sono anche tantissime altre associazioni che ne fanno parte. C'è un lavoro sociale molto importante che ha riempito uno spazio che ricordo era abbandonato, pieno di sterpaglie, è stato ripulito dai ragazzi e quindi insomma è una azione fatta da loro che va non solo mantenuta, ma sicuramente il progetto deve durare anche per i prossimi anni. Sindaco, abbiamo visto da Vicenza che il centrodestra chiede la revoca degli spazi comunali. Poco fa avevamo il suo collega Possamai che ci diceva valuteremo il da farsi. Ecco, anche su Treviso non sono stati graditi naturalmente gli esiti di quegli scontri con 3 attivisti del Django che sono stati denunciati. Il vostro atteggiamento è sempre stato quello di andare verso la fine di questa convenzione, no? Ma poi di riappropriarvi in qualche maniera dell'ex caserma. Sì, mi piacerebbe sapere cosa ne pensa Luigi Calesso di questi episodi, perché lo leggo ogni giorno molto attento a scrivere comunicati stampa, commentando ogni situazione che succede in città. Non ho visto il comunicato stampa di condanna nei confronti di questi episodi, però magari mi smentite ed è arrivato. Però voglio dire che io non vorrei soffermarmi tanto sui comportamenti di Django, mi piace però invece esaltare i comportamenti di centinaia di associazioni di volontariato che agiscono nella legalità, che pagano l'affitto, che pagano le utenze, che si comportano bene, sono dialoganti, non si rendono mai protagonisti di azioni come quelle che abbiamo visto a Vicenza. Consentitemi di portare anche la solidarietà nei confronti delle forze dell'ordine, e quindi non capisco perché noi dovremo tutelare persone che si comportano in questo modo e invece rischiare di lasciare senza spazio associazioni che si comportano benissimo. Ecco, io sto dalla parte della legalità sempre. Io sto dalla parte delle associazioni che rispettano le regole, che rispettano le persone, che rispettano le istituzioni e che fanno regolarmente domanda per avere la concessione di uno spazio. Io non starò mai dalla parte di chi occupa abusivamente, di chi si rende protagonista di scontri con le forze dell'ordine, di chi assalta la prefettura, di chi fa tutta una serie di azioni che nulla hanno a che vedere con la nostra comunità. Quindi c'è una convenzione che ho ereditato dalla giunta Manildo. Ricordo Manildo che il sindaco Manildo aveva forzatamente sgombrato proprio il centro sociale Django, nonostante le belle parole della Tocchetto, poi i comportamenti erano altri nei confronti anche del collettivo. Però c'è una convenzione che andrà a scadenza e sulla base dei comportamenti e anche dei contratti che abbiamo ereditato valuteremo se far proseguire questa esperienza o se continuare questa esperienza con altre realtà che fino ad oggi non si sono mai macchiate di questo tipo di comportamenti. Sindaco, le faccio un'ultima domanda perché il tempo ormai è poco. Lei è reduce dalla conferenza stampa di cui daremo conto nei telegiornali di bilancio della polizia locale a proposito di quelli che sono poi gli strumenti anche dei sindaci per cercare di mantenere l'ordine pubblico nelle città. Cosa l'ha colpita in particolare di questo bilancio? Io vorrei rispondere, tante volte i cittadini
si pongono la domanda: dove sei i vigili? Te lo dicono quasi ogni giorno. E vedere che la polizia locale di Treviso ha gestito 39.000 richieste di intervento in un anno, francamente sono numeri impressionanti. Questo è solo un numero. Poi nel servizio del TG e nella conferenza stampa abbiamo illustrato punto per punto tutte le attività che vedono interessati i quartieri, così come il centro storico, quindi una sicurezza a 360 gradi che consente, grazie alla grande sinergia con le forze dell'ordine, quindi la questura, il comando provinciale dei carabinieri, il comando provinciale della Guardia di Finanza e ovviamente la prefettura, di essere saldamente tra le città più sicure a livello nazionale. Questo non è un traguardo dove adagiarsi, ma è un punto di partenza, perché vogliamo continuare ad alzare quell'asticella della sicurezza. Tanti sono gli interventi che fanno i nostri agenti della polizia locali, da più importanti di sicurezza pubblica a interventi che possono sembrare meno importanti perché riguardano il decoro, però per esempio daremo una stretta anche sul tema della pulizia della nostra città, e quindi l'invito che faccio attraverso le vostre televisioni è quello di chiedere maggiore rispetto anche ai titolari di animali, perché già a partire dai prossimi giorni ci saranno delle sanzioni anche molto salate per chi lascia in città le deiezioni dei propri cani. E ricordo anche che è obbligatorio l'utilizzo della bottiglietta per pulire la pipì. È una questione di rispetto tra le persone, è una questione di rispetto nei confronti della città. Però voglio dire, tanti sono i numeri che il comandante Gallo ha snocciolato. Consentitemi di ringraziare ogni singolo agente di polizia locale, donne e uomini che indossano la divisa, il comandante, i vicecomandanti, tutti coloro che ogni giorno lavorano per garantire la sicurezza alla nostra comunità, e stanno facendo un lavoro straordinario. E l'invito che faccio alla comunità è quello di vedere nella polizia locale non coloro che mettono le multe, perché se rispettiamo le regole le multe non le prendiamo, ma un alleato per continuare ad alzare la qualità della vita della nostra città. Grazie Sindaco, grazie di essere stato con noi. Sentiremo appunto, se avete parlato anche di Velox, la butto lì ma non ho il tempo di chiederglielo, dopo vedremo. Ne abbiamo parlato, ma non voglio rovinarvi la sorpresa per questa sera. Grazie. Grazie al Sindaco che non spoilera, come si dice, la notizia. Grazie a Mario Conte. Un ultimissimo sguardo alla homepage della Tribuna di Treviso, perché su change.org è partita una petizione, pensate, contro il difensore dell'assassino di Giulia Cecchettin. 163 le firme già raccolte per chiedere che l'Università di Padova prenda le distanze da Giovanni Caruso, ordinario di diritto penale e avvocato del giovane, con la rettrice Mapelli, che ha ricordato che tutti, da codice, da norma, da Costituzione, hanno diritto a una difesa. Noi ci fermiamo qui, grazie ancora a Francesco Cerone e Mattia Pizzaia in regia. Focus TG per oggi termina, naturalmente come sempre rimanete con noi, io vi auguro un buon pomeriggio, arrivederci.